Il piano che l'azienda ha presentato ai sindacati è inaccettabile. Il ministro Urso interviene sulla crisi Electrolux a poche ore dall'annuncio shock dell'azienda di 1700 esuberi in tutta Italia. Sappiamo, spiega Urso, che ha difficoltà in Europa per la concorrenza cinese e che ha già chiuso lo stabilimento in Ungheria. Ma qui in Italia siamo determinati a salvaguardare gli stabilimenti produttivi e a tutelare tutti i lavoratori. Per questo ho convocato il tavolo il 25 maggio con regioni, sindacati, azienda. Il governo dunque è pronto a fare la propria parte per bloccare il piano di 1700 esuberi su 4500 dipendenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona. Per quanto riguarda l'impatto sulla nostra azienda, hanno subito messo nero su bianco che tutte le linee che attualmente sono a turno all'8x2 andranno aggiornate, quindi numericamente su una stima nostra fatta intorno alle 200 unità che saranno in esubero. 200 persone sono tante, perché siamo 1200 forse, anche un po' meno, e quindi è una situazione che non si può permettere. Al momento numeri certi non ce ne sono, ma le stime dei sindacati parlano di 200 esuberi a Susegana, dove, come nel resto d'Italia, i lavoratori si sono astenuti dal lavoro nelle prime 8 ore di sciopero. Già dall'alba di oggi i lavoratori insieme all'RSU si sono presentati ai tornelli per bloccare quello che può essere l'accesso al sito produttivo. I lavoratori hanno aderito in maniera massiccia. Auto davanti ai cancelli per impedire l'ingresso anche dei camion rimasti parcheggiati nel piazzale esterno. Abbiamo pensato di tenere fuori anche le merci, quindi nessun camion entra ed esce, nessuna ditta esterna entra ed esce, proprio perché la fabbrica deve rimanere ferma. C'è chi come Paola Morandin lavora qui da 40 anni e chi come Lorenz Pai è arrivato da poco e teme ora per il proprio futuro lavorativo e personale. Ho un mutuo. Sì, non è facile, soprattutto adesso con gli aumenti dei prezzi, con questa situazione di precarietà. Alla mente torna la grande crisi del 2014. Oggi, come allora, i sindacati incontreranno i lavoratori nel corso delle assemblee, mentre non si escludono altre giornate di sciopero in attesa del tavolo convocato il 25 maggio al Ministero. Saranno richieste che portano ad avere più certezze rispetto a quello che sarà il settore del bianco in Italia. Dobbiamo assolutamente lavorare per mettere in campo nuovi investimenti, per migliorare la produzione e rilanciare tutto il settore manufatturiero.